Terribile incidente mortale intorno alle 6 di martedì 25 maggio lungo la strada statale 690 dell'Iri al chilometro 18 e 700 della Avezzano Sora in provincia dell'Aquila. Nel violento impatto ha perso la vita il cinquantenne di Avezzano Roberto Facchini, titolare di due imprese di carburanti. La sua auto, una Nissan, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta ed ha preso fuoco a causa del violento impatto. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente del camion di Frosinone. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Civitella Roveto e Morino. Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito, sono giunti i soccorritori del 118 e di Carabinieri. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco di Avezzano, che hanno spento dapprima le fiamme e poi estratto dall'abitacolo dell'auto il corpo senza vita del cinquantenne. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal maggiore Silvia Gobbini, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. Il traffico è stato deviato sulla regionale 82 e la 690 è rimasta chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.